Ben ritrovati dalla redazione. I carabinieri della stazione di Miramare e dell'aliquota radiomobile della compagnia di Aurisina sono riusciti, grazie alla segnalazione di un addetto ai lavori, a sventare un furto in atto all'interno di un cantiere edile in salita di Gretta. La vicenda, precisa la nota dei carabinieri, risale però al 10 agosto scorso. L'uomo, un pregiudicato di origini serbe, è stato sorpreso nel tentativo di fuggire dal luogo del furto dopo aver asportato materiale elettrico per il valore di migliaia di euro. Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha firmato la proroga dell'ordinanza che impone nelle zone di Piazza Garibaldi, Viale D'Annunzio, Via Limitanea, Via Donadoni, Via Matteotti, Via Manzoni e Via Pascoli la chiusura dei pubblici esercizi delle attività commerciali con vendita di alimentari, dei distributori automatici e delle attività di vendita di prodotti alimentari tra le 23:30 e le 6 del mattino, oltre a vietare il consumo e la detenzione di bevande di qualsiasi genere in bottiglie o contenitori di vetro in lattina su area pubblica o privata ad un pubblico. L'ordinanza, che il Comune sta pensando di estendere anche ad altre zone della città, si era resa necessaria, secondo le istituzioni, a causa di numerosi episodi di violenza, schiamazzi e degrado del territorio registrati nell'ultimo periodo. La norma rimarrà in vigore fino al 1 novembre compreso. Il comune di Duino Aurisina, tramite una nota firmata dal sindaco Igor Gabrovec e dall'assessore all'ambiente e alle politiche del mare Lorenzo Celic, ha richiesto alla regione Friuli Venezia Giulia di avviare un procedimento che consente lo spostamento più a largo delle gabbie dell'allevamento ittico della società agricola Valle Cazzugliani. La richiesta è motivata da aspetti ambientali, etici ed economici. L'amministrazione comunale di Duino Aurisina, sottolinea la nota, ha sempre avuto a cuore l'ambiente e il territorio e spesso si è battuta per risolvere situazioni che avrebbero potuto mutare in problemi ambientali o avrebbero potuto determinare effetti negativi sul territorio. Rientra quindi nel solco di questo orientamento la richiesta di spostare l'area destinata all'acquacoltura. In aumento dell'1,4% nel primo semestre dell'anno l'occupazione in Friuli Venezia Giulia grazie a servizi e costruzioni. In calo l'industria. L'indagine è stata realizzata da IRES su dati Istat. A renderlo noto il ricercatore dell'IRES FVG Alessandro Russo. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata di domani: cielo in prevalenza nuvoloso coperto, con possibili deboli piogge sparse al pomeriggio, più probabili sulle Giulie. Soffierà vento da nord-ovest moderato sulla costa, forte in montagna e in quota, dove potrà provenire anche da nord. Le temperature medie saranno circa di 5 gradi inferiori alla norma, specie a causa delle massime decisamente basse per il periodo. Temperature minime in pianura fra 10 e 13 gradi, sulla costa fra 13 e 15 gradi, massime ovunque fra 15 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.